Buonasera a tutte, buonasera a tutti e benvenute e benvenuti alla terza serata del ciclo di iniziative culturali a tema sportivo, sport e cultura, organizzato, ideato direttamente dall'amministrazione comunale di Vittorio Veneto. Porto i saluti dell'amministrazione a tutti i presenti, a tutti quelli che ci seguono da casa. Abbiamo avuto il 21 gennaio Vittorio Munari, no? noto diciamo così, monumento del rugby nazionale, e il 23 gennaio Sergio Tauciar, altro nome famosissimo del mondo della pallacanestro. Questa sera abbiamo l'onore di avere con noi Katia Serra, a cui tributerei subito un sentito applauso. Katia Serra è volto noto, voce nota, e ha una storia evidentemente molto importante che poi l'altra nostra ospite della serata introdurrà. Un saluto, un applauso anche a Federica Botteon. Che fa un lavoro molto, molto importante all'interno, insomma, della promozione, diciamo così, del mondo del calcio femminile in Italia. È l'admin della pagina social Calciatrici Brutte, che è un portale molto, molto seguito e molto noto agli e alle addette ai lavori. E dico solamente due parole riguardo alla serata di questa sera. In generale, l'attenzione che questo ciclo di iniziative ha dedicato al calcio femminile è evidente dal programma, perché abbiamo ben 2 serate dedicate al calcio femminile, ed è secondo noi fondamentale parlare di calcio donne, anche e soprattutto perché è probabilmente uno dei mondi che possono davvero raccontarci tantissimo della società e delle dinamiche, se vogliamo anche di potere, all'interno delle nostre società, e degli sviluppi culturali che si stanno muovendo negli ultimi anni. Per cui è davvero una porta d'entrata, un'opportunità per discutere di temi molto importanti che vanno al di là della comunque importante attività sportiva. E vedo in sala anche la consigliera provinciale Paola Chies, che ringrazio della presenza. Questa serata non sarebbe stata possibile senza la collaborazione del calcio femminile Vittorio Veneto, per cui, oltre a ringraziare la società, inviterei il direttore Matteo Fattorella a dare un saluto. Grazie. Tanto buonasera a tutti e vi ringrazio molto di essere qui presenti. Come società vogliamo ringraziare molto l'amministrazione comunale per questa serata e per la prossima serata, perché credo che il tema del calcio femminile in Italia sia molto importante, quindi questa serata che ben venga e che ci siano tante per incrementare il calcio femminile in Italia. Grazie. Grazie Matteo. Ovviamente il calcio femminile a Vittorio Veneto ha una storia ultradecennale, insomma, anche con dei risultati ovviamente molto, molto importanti. Do anche la parola per un breve saluto al consigliere della Federcalcio, consigliere regionale Fabio De Vecchi, vittoriese, che è qui presente, ci onora della sua presenza. Un saluto. Grazie, buonasera. Vi porto i saluti del Presidente Aruzza, ma soprattutto di Paolo Tosetto, che è responsabile del calcio femminile Veneto. Io sono contento di essere qui questa sera nella mia Vittorio, di parlare di calcio e di calcio femminile, poi anche di sport e cultura, perché credo che come sappiamo che lo sport, che attraverso lo sport, attraverso il gioco si insegnano sempre quei valori, specialmente nel settore giovanile, quei valori e quelle
diciamo, quei temi che possono essere importanti per i ragazzi e del domani, quei temi che sono soprattutto le regole, sono soprattutto lo stare insieme e fare squadra. Questo anche chiaramente è soprattutto nel femminile, ma credo che, e chiudo perché non voglio portare via spazio ai relatori, che anche nel calcio femminile ci sia un qualcosa in più, che sia poi quello che ha fatto crescere il calcio, che ha fatto crescere e portare fuori l'aspetto donna rispetto al calcio, cioè di emergere ancora rispetto alla società che abbiamo. Questo credo che sia importante. Grazie e buon convegno. Grazie al consigliere De Vecchi. Ora lascio la parola a Federica per l'introduzione all'ospite. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Per me è veramente un onore essere qui. Ringrazio l'assessore Enrico Padoan e l'amministrazione comunale. È un onore perché sono vittoriese, sono un'appassionata di calcio, in particolare quello femminile. Appunto, come anticipato, gestisco questa pagina insieme a un team favoloso che è dedicata esclusivamente al calcio femminile, e tra l'altro vi invito anche a mettere un mi piace, perché così abbiamo un hype di like grazie a Vittorio Veneto. E questa sera abbiamo un ospite, una donna che è un simbolo del nostro calcio grazie alla sua conoscenza, alla sua competenza, alla sua professionalità, che è Katia Serra. Ve la racconto un po' io, faccio un po' il commento tecnico. Attualmente è commentatrice tecnica della nazionale italiana di calcio femminile e della Serie A femminile per la RAI, e ha alle spalle una lunga carriera dietro al microfono, ma prima di essere commentatrice tecnica è stata una calciatrice che ha dedicato tutta la sua vita al calcio fin da bambina, quindi ha giocato più di 300 partite in Serie A, ha giocato in nazionale italiana maggiore con 25 presenze, ha giocato anche all'estero una stagione in Spagna, è stata la seconda calciatrice italiana a fare questa esperienza. È laureata in scienze motorie, è in possesso di un patentino di UEFA, quindi fa anche l'allenatrice, insegna all'Università Telematica San Raffaele di Roma e ha ricoperto importanti incarichi all'interno dell'Associazione Italiana Calciatori e della FIGC. Quindi diciamo che è una figura molto competente che sa di calcio, perché ha sempre vissuto per il calcio e anche adesso appunto racconta il calcio, ed è quello che farà in questa serata, raccontando in particolare il calcio femminile tra ruoli, linguaggio, media e anche stereotipi. E tutti voi, tutte voi sicuramente avete sentito almeno una volta nella vostra vita la voce di Katia Serra commentare una partita, perché è stata la commentatrice della finale storica della vittoriosa di Euro 2020 contro l'Inghilterra, che tutti ricordiamo. Quindi a proposito di questo lascio la palla. Andiamo esatto con la sigla della serata e poi partirà Katia.
allora la parola a Katia Serra. Beh, intanto buonasera a tutti e sono felice di essere qui con voi questa sera, quindi ringrazio davvero tutta l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per l'occasione, ringrazio anche per questa sala fantastica che non capita insomma tutti i giorni di avere il privilegio non solo di vederla ma anche di essere una protagonista di un evento come in questa circostanza. Naturalmente mi auguro che questa serata sia soprattutto uno scambio, perché se dovessi veramente stare qui a raccontare quello che è il calcio per me e quello che è stato fino ad oggi, dovremmo tutti prendere le ferie perché c'è davvero tanto da dire, sia perché, come immaginate, insomma, è uno sport che solo negli ultimi anni è uscito dal cono d'ombra, e poi perché io ho una passione infinita e quindi sin da bambina comunque per me calciare quella palla o guardare una partita era qualcosa di troppo forte, era un'attrazione continua e quindi ho tanti ricordi che mi legano al calcio giocato, al calcio guardato, al calcio maschile e al calcio femminile naturalmente, che è stata la mia vita. Quindi niente, prima di lasciare la parola a Federica, che ringrazio fin da ora perché ci siamo conosciuti in questi giorni proprio in occasione dell'evento, vi voglio solo dire che io continuo ad emozionarmi ogni volta che vedo questo filmato, perché ho avuto la fortuna di vivere qualcosa che nessuno al mondo, come donna, ha mai vissuto, e quindi potete immaginare che cosa abbia rappresentato per me e che cosa continuerà a rappresentare sempre per me anche in futuro. Ecco, partiamo proprio da qui. Partiamo proprio da qui. Per chi non lo sapesse, come sei arrivata a commentare a fare il commento tecnico di questa finale, lo racconto un po' io, poi tu l'hai descritto anche nel tuo libro Una vita in fuorigioco, hai fatto questo racconto di come sei arrivata a commentare la finale e anche come da giovane sognante calciatrice ti ha condotto a questa carriera che adesso stai seguendo. Ti chiedo, tu e Stefano Bizzotto avete sostituito Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, che erano impossibilitati a fare la telecronaca, e ti chiedo quale emozione hai dovuto affrontare, anche se hai dovuto combattere contro qualche pregiudizio, appunto essendo la prima donna nella storia a commentare una finale così importante. Beh, intanto concedetemi una battuta. L'unico caso di Covid per cui bisogna gioire, nel senso che, ripeto, è una battuta, adesso sono passati già diversi anni da quel periodo, quindi ci possiamo anche un po' scherzare sopra, alleggerendo tutto quello che tutti abbiamo vissuto. E appunto noi siamo stati chiamati all'ultimo istante, in quanto Rimedio e Di Gennaro erano impossibilitati perché appunto Rimedio aveva preso il Covid e Di Gennaro, come contatto stretto, anche lui non poteva essere della partita. Quindi potete anche comprendere come uno è a casa, beatamente, perché avevo già commentato le partite precedenti, quindi il mio percorso era terminato. Naturalmente attendevi la finale, perché cavoli, erano 53 anni che l'Italia non la raggiungeva, quindi non vedevamo l'ora di guardarla in TV. Mi ero programmata come tutti, no? Di vederla in compagnia, con gli amici, insomma avevo già un programma organizzato e niente, a quel punto poi è scattato il piano B. Noi eravamo il piano B, tralascio i dettagli perché appunto magari se sarete curiosi nel libro sono stati raccontati tanti piccoli aneddoti, dico solo che se vi domandano cosa significa diventare famosi nella vita, ecco, io posso dirvi che per un periodo ho scoperto cosa vuol dire davvero essere famosi nel mondo, perché dal sabato, quando alle 10:30 della mattina mi hanno detto parti e mi avevano solo preallarmato la sera precedente, a tutt'oggi, però fondamentalmente nel mese successivo a quella finale
dal momento anche che l'Italia ha vinto, io mi sono sentita veramente tanto famosa, perché tutti mi volevano, tra interviste, ospitate, complimenti, congratulazioni, insomma, sono entrata in un frullatore e di conseguenza la notorietà certamente bella, ma è anche stressante, ve lo assicuro, oltretutto perché ho gestito tutto da sola, con le mie forze, e quindi ci sono state anche un po' di scene buffissime, quando magari tra un'intervista all'altra dovevo passare anche i controlli in aeroporto del metal detector e salire sull'aereo, eccetera, e quindi col telefono chiuso all'ultimo istante perché sennò mi lasciavano giù dall'aereo, e quindi ecco, ogni tanto ripenso anche a tutto quello che di divertente ho vissuto, e l'emozione penso che si sia anche percepita soprattutto alla fine del filmato, ma lì è stato uno scarico di adrenalina incredibile, dove credo chiunque, no, si sia commosso a casa. Immaginate chi come me in quel momento ha vissuto sì l'onore, assolutamente l'onore, ma anche l'onere e la responsabilità di una cosa così forte, e quindi non era poi scontato che tutto andasse per il meglio, ecco. Quindi un'emozione che ancora oggi la sento molto, molto viva, e quando mi chiedono di non so, raccontarla, la frase finale che ho raccontato, quella del cielo grigio d'Inghilterra, cioè mi viene spontanea e potrei reinterpretare quei 10 secondi, perché è qualcosa proprio che ho scolpito nel mio cuore e anche nella mia memoria. Parlando, allora, tu sei, cioè ti hanno chiamato perché ovviamente sei molto competente sia di calcio maschile sia di calcio femminile, quindi copri a 360 gradi il mondo del calcio. In un metaverso dove l'Italia femminile è alla finale dell'Europeo, tu e Sara Meni, mi pare sia la tua partner per Tiziana, scusami, per il commento, state male, Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, quindi vi devono sostituire. Loro, secondo te, che difficoltà troverebbero nel raccontare il calcio femminile in termini di dati, in termini di termini, in termini di differenze? Tanto se succede quest'estate ti vengo a cercare, te lo dico. Ma intanto se l'Italia va in finale quest'estate mi viene a cercare. È un sacrificio, è vero, è un sacrificio che si potrebbe anche fare se l'Italia di Soncin raggiungesse questo obiettivo. Potrei anche, esatto, potrei anche metterlo sul piatto. No, a parte le battute. Ma allora, io credo una cosa molto semplice. Tutte noi ragazze che amiamo il calcio e che abbiamo giocato a calcio, qualche volta il calcio maschile in televisione l'abbiamo visto, no? Poi c'è chi, come me, è fanatica, c'è chi magari l'ha visto molto meno, però è naturale che, mentre per una ragazza è normale essere a conoscenza del calcio maschile, il contrario è raro. Non dico che non esiste, ma sicuramente è molto raro. Perché faccio questo ragionamento? Perché credo che sia stato più semplice per me ritrovarmi all'ultimo istante a commentare una partita così importante senza aver avuto il tempo di prepararla, perché io non ho avuto minimamente la possibilità di mettermi lì a studiare. L'unico momento vero è stato quando il venerdì sera, che avevo dei miei impegni personali, li ho cancellati, perché anche se non era ancora certo che dovessi partire, però siccome volevo giocarmi al meglio l'occasione e soprattutto sentivo la responsabilità, ho detto vabbè, adesso stasera mi preparo intanto, poi succeda quel che succeda. È chiaro che per loro, in primis, non avrebbero diciamo, la conoscenza proprio delle squadre, delle giocatrici, perché non ne occupandosene mai è naturale che dovrebbero in pochissimo tempo recuperare uno storico talmente ampio che anche il migliore in assoluto avrebbe un po' di difficoltà. Poi credo anche che la difficoltà sarebbe proprio nella disabitudine a vedere una prestazione che ha caratteristiche diverse. E sono caratteristiche, punto. Nel senso che dobbiamo uscire dallo stereotipo, no, che si dice che non è calcio. No,
è calcio, con caratteristiche diverse, come i bambini giocano a calcio in maniera diversa dagli adulti, anche le donne lo giocano diversamente dagli uomini. Quindi in questo senso può sembrare banale, ma in realtà anche per chi lo deve raccontare, questa disabitudine può essere complicato e quindi sicuramente credo che a ruoli invertiti sarebbe molto più difficile. E poi mi viene anche da domandarmi se magari ci avrebbero messo la stessa passione che ci ho messo io, perché non è scontato, perché non sono neanche obbligati per certi aspetti e di conseguenza non credo insomma che sarebbe così semplice vivere un'esperienza simile, fermo restando che fortunatamente, soprattutto nei giovani telecronisti, ce ne sono sempre di più che fanno le radiocronache o le telecronache di calcio maschile e calcio femminile indifferentemente, e lo capisci perché appunto uno non sbagliano i nomi, due perché ti raccontano anche aneddoti di partite magari precedentemente commentate e questo ti aiuta poi, no? Quando devi fare la diretta, perché più informazioni hai, più da casa arriva il fatto che tu sei a conoscenza di quello che stai raccontando. Allora, abbiamo citato gli europei e appunto si terranno in Svizzera quest'anno dal 2 al 27 luglio, quindi prendete nota e se volete... Anche le ferie magari, un giretto, la Svizzera è vicina, perché no, insomma. Anche perché la visibilità del calcio femminile in questi anni è molto aumentata, veniamo tra l'altro da un mondiale, quello giocato in Australia e Nuova Zelanda, che è stato un mondiale dei record per pubblico, ascolti e introiti pubblicitari, e questo europeo è già un europeo del record perché i premi in denaro per le nazionali partecipanti saranno molto elevati. Per darvi un'idea, il montepremi sarà di 41 milioni di euro, il che equivale a più 156% rispetto alla cifra dell'Europeo 2022. Quindi il calcio femminile spinge. Ovviamente imparagonabile, no? a quello che ruota attorno al maschile, ma è normale, perché c'è un business e un indotto che non possono essere messi sullo stesso piano, però il fatto appunto che ci sia questo tipo di incremento percentuale vi dà la certificazione di come FIFA e UEFA, in questo caso UEFA, stanno investendo su questo sport, ci credono molto, perché comunque, come si dice che il calcio è popolare perché è facile da praticare, altrettanto lo si può dire anche per le ragazze e di conseguenza i numeri si stanno incrementando globalmente molto. In Italia siamo un po' più lenti, però se guardiamo anche solo 4-5 anni fa la crescita esiste e quindi è una crescita lenta ma costante. E parlando proprio di calcio femminile in Italia, si può dire che lo spartiacque moderno, in termini di notorietà, è stato sicuramente il Mondiale 2019, che è stato giocato in Francia, per chi non lo sapesse, e se non lo sapete male. Le azzurre della CT Bertolini, dopo 20 anni, ne mancava la qualificazione. È stato nel 1999, l'ultimo mondiale, prima del 2019. Quindi raggiungono la qualificazione e arrivano per magia, o forse no, perché erano brave, ai quarti di finale. E tu c'eri a seguire l'impresa in prima linea e ti chiedo cosa è successo durante quelle settimane nel racconto del calcio femminile e magari da quel momento in poi come è cambiato il modo di raccontarlo. Allora, intanto si è cominciato a raccontarlo, perché questa è la grande svolta che ha lasciato in eredità quel mondiale di Francia. Perché di base, al di là di tutti noi addetti ai lavori, mi riferisco quindi a tutte le società, gli allenatori, i dirigenti, le giocatrici, eccetera, e i familiari stretti, diciamo che c'era poca informazione, no, su questo movimento, quindi tutte noi che abbiamo giocato prima di quell'anno, per certi aspetti è come se siamo state invisibili, dei fantasmi. Se chiedi a ciascuna di noi della mia generazione o anche dopo o prima, tutti ti diranno così, perché ognuno magari con altri termini, ma la realtà era che andare in TV era veramente un'eccezione e in più
naturalmente anche chi aveva partecipato a precedenti mondiali europei, comunque anche l'organizzazione che c'era alle spalle di quel grande evento non era minimamente paragonabile. E quindi l'Italia intera ha scoperto questo sport e ha detto, ops, ma anche le donne giocano a pallone e giocano pure bene. Pertanto c'è stato un modo di raccontarlo più che altro come fenomeno sociale, come fenomeno culturale, no? Come fenomeno di rottura con il passato, e per certi aspetti si è solo parlato di quello, quindi del colore, e pochissimo del campo, quindi degli aspetti tecnici, agonistici, degli aspetti legati alle prestazioni delle ragazze. E pensate, io che invece era già dal 2011 che avevo cominciato a commentare il calcio maschile con una serie di difficoltà enormi, ma comunque lo guardavo esclusivamente da un punto di vista tecnico-tattico, a me faceva rabbia. Mi faceva rabbia perché era ancora una volta la conferma che ci mettevano in piani diversi. Ok? Quindi, secondo me, per troppo tempo questo sport, successivamente al mondiale, è stato raccontato in una versione che non l'ha valorizzato. Ancora oggi, se si parla di tutte le battaglie che le donne devono sostenere per i propri diritti, per la parità salariale, per le discriminazioni che subiscono, per le violenze che subiscono, e quindi tutto quello che comunque riguarda l'universo donna, ancora oggi, se si fa un parallelismo tra donna e sport, il primo movimento a cui si pensa è il calcio delle ragazze, sempre. Quindi il nostro sport ha un fardello legato all'emancipazione che, a mio avviso, ma è un mio modesto parere, è eccessivo, perché poi viene trascurato o comunque poco valorizzato invece tutto quello che è l'aspetto del fatto che è uno sport, prestazione, aspetti tecnici, tattici, agonistici, litigi, discussioni, gioie, dolori, di tutto quello che ruota attorno a uno sport agonistico di primo livello. Allora, in questo senso io penso che si possa fare qualcosa di più e migliorare, e forse quest'anno, pensando anche alle nostre telecronache del campionato, forse si comincia finalmente anche a raccontare il calcio come sport, perché anche il nostro calcio nelle telecronache delle partite veniva forse troppo chiacchierato e poco commentato. E invece io penso che sia indispensabile appunto andare verso questa direzione, e fortunatamente anche qui vedo che sempre di più si sta entrando in questa ottica, e quindi non si deve avere innanzitutto paura anche di giudicare se c'è un errore in campo, perché se c'è bisogna sottolinearlo senza preoccuparsi che magari stiamo dando contro ad una ragazza. Semplicemente in quel momento si deve raccontare quello che accade. E allo stesso tempo credo che la carta stampata ancora non sia matura invece da mettere al primo posto il racconto della prestazione e non il racconto della calciatrice in quanto estetica e in quanto persona. Non so se di recente vi è capitato di vedere un'intervista sul Corriere della Sera di Eleonora Goldoni, una giocatrice che milita nella Lazio e anche ultimamente è rientrata nelle convocazioni della nazionale. Ancora oggi, nel 2025, lei racconta come viene prima raccontata la sua estetica, perché comunque è una ragazza molto carina, è una ragazza che utilizza molto bene i social, quindi è molto seguita, e solo in ultimo piano le sue qualità sul campo. Ecco, questo è un problema, è un limite, e quindi credo che lì bisognerà fare uno scatto culturale molto forte. E chioso, mi sono allungata ma ci tengo, io capisco molto bene Eleonora, perché a me nel 2002,
Quando io giocavo nella Lazio ero in nazionale, quindi ero in quel momento considerata una delle calciatrici più forti, quindi ero all'apice della mia carriera. Venni cercata per fare un calendario e io mi rifiutai, ma non perché sono bacchettona o ho paura di mostrarmi, semplicemente perché avevo ben chiaro che non erano interessati a Katia Serra calciatrice, ma esclusivamente erano interessati a fare delle foto per valorizzare il mio corpo, il mio fisico, e non avrebbero raccontato la calciatrice, ma semplicemente una biondina con gli occhi verdi. E ancora oggi, a distanza di tanti anni, non rimpiango di aver detto no a quell'opportunità, perché in quel preciso momento mi sembrava semplicemente un continuare ahimè, ad alimentare gli stereotipi che ci sono, e quindi in questo senso io credo che anche le nostre scelte, no, come calciatrici poi possono essere di aiuto per tutto il movimento a valorizzarsi e a uscire, insomma, da certi schemi che così ci stanno un po' qua attaccati al collo, come il gattino quando ti viene ad abbracciare che non si stacca più. A me nessuno ha mai chiesto di fare un calendario. Comunque anche io avrei detto di no, per gli stessi motivi. Bene, mi fa piacere, dai, siamo già in due, forse anche più, se chiediamo qua, forse anche di più, quindi bene, dai. Comunque adesso è innegabile che le calciatrici siano molto più riconoscibili e molto più cercate, appunto, anche per la visibilità che possono portare. Cioè, se un tempo credo che neanche tu avessi una calciatrice di riferimento alla quale ispirarti, adesso magari una delle ragazze che gioca nel Vittorio Veneto può dire io voglio diventare forte come, non so, Cristiana Girelli, Barbara Bonassea, per dirne un po' di più conosciute, o ditemi voi a chi volete assomigliare. Come Katia Serra, mi raccomando, dopo stasera, se no vi vengo a casa a prendere a una. Scherzo, mi piace scherzare. Il ruolo, tu hai accennato prima che il modo in cui appunto gli esperti del settore raccontano il calcio è molto importante, quindi il ruolo di una commentatrice tecnica come te nel raccontare le calciatrici, quanto poi è impattante anche nella riconoscibilità che hanno nelle generazioni di calciatrici, cioè ti senti una responsabilità nel raccontarle bene queste? Beh, assolutamente sì, perché come giustamente dicevi, fortunatamente oggi esistono dei modelli, no? Io ricordo che quando ero bambina avevo un idolo maschile, perché erano gli unici che potevamo avere, ed era frustrante, perché avevi comunque la consapevolezza che mai e poi mai avresti potuto essere come lui, da ogni punto di vista. E quindi il modello è indispensabile per questa ragione, di fare in modo che possa essere replicabile. E io, e per fortuna non sono la sola, credo molto nell'importanza del linguaggio, perché mi hanno insegnato delle linguiste, quindi delle esperte, che ovviamente le parole danno forma alle cose, le parole trasformano la cultura, le parole hanno una potenza che è talmente penetrante, che è così importante usare quelle corrette, ed è per questo che magari in generale oggigiorno no, a volte invece escono degli scandali proprio perché si scivola magari su un termine o su una frase che è sbagliata. Quindi in questo senso può sembrare banale, può sembrare anche una forzatura, per me la declinazione del linguaggio al femminile lo trovo indispensabile. Io è anni che dico portiera per la ragazza che gioca in porta con disinvoltura e con la consapevolezza che secondo me appunto serve per confermare che esiste quel ruolo anche al femminile, e però so che queste forzature non tutti le vivono bene. C'è chi pensa che non servono e c'è chi pensa che siano anche suoni cacofonici, che è così difficile, no, da ascoltare.
però sempre le esperte mi hanno anche spiegato come un suono ti sembra strano perché tu non hai l'abitudine di ascoltarlo, ma a forza di sentirlo ti diventerà normale e quindi non ti accorgerai nemmeno più della differenza. Siccome io questo ne ero già convinta, dopo essermi confrontata con loro, sono diventata ancora di più. Quindi in questo senso cerco di fare attenzione, perché nessuno è perfetto e quindi l'errore può capitare a tutti. A maggior ragione se ogni tanto commenti il maschile e ogni tanto commenti il femminile. Cioè, poi passano gli anni, quindi insomma diventa sempre un po' più complicato e allora ci vuole molta concentrazione in questo senso, però io penso che questo sia la base da cui partire, e il fatto anche di magari raccontare qualcosa di personale delle ragazze, che chiaramente ne conosco tanti di questi aspetti, a volte ci sto molto attenta se penso che possa essere il momento di dirlo, oppure nel dubbio faccio un passo indietro, ma semplicemente per il ragionamento che si faceva prima, anche perché voglio essere coerente con quello che penso e di conseguenza c'è momento e momento. Banalmente vinci un mondiale o vinci un europeo o vinci uno scudetto, è chiaro che lì il lato emotivo prende il sopravvento e quindi è anche giusto raccontare il colore, no, di queste giocatrici. In una partita normale, se nella vita ha fatto qualcosa di importantissimo in quel momento, d'accordo, ma se, non so, ha fatto una storia social che ha raccontato che è stata qui al museo in visita, ecco, non mi sembra il caso di raccontarlo, perché sembrerebbe sminuirla anziché valorizzarla. Prima hai detto l'importanza di avere modelli e magari adesso le bambine che iniziano a giocare a calcio possono avere la prospettiva di diventare calciatrici, perché c'è il professionismo che nella Serie A femminile è arrivata il 1° luglio del 2022 e tu hai vissuto questo periodo in modo molto diretto, anche perché per 17 anni sei stata sindacalista con l'Associazione Italiana Calciatori. È stata una lotta, immagino, che ti ha reso orgogliosa e ce la racconti un po' dal tuo punto di vista, l'arrivo del professionismo nel calcio femminile italiano. Beh, è normale che 17 anni sono lunghi, sono lunghi e i primi anni dentro all'Associazione Italiana Calciatori, il primo nemico era all'interno dell'associazione. Quindi per anni e anni, oltre che essere da sola a portare avanti questo incarico, ero anche circondata da persone che proprio non ne volevano sapere di aiutare il movimento a svilupparsi. Fondamentale è stato quando nel 2011 è arrivato Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma, dell'Italia, oggi sindaco di Verona, che è diventato presidente lui dell'associazione, e lì si sono cominciati a costruire le prime premesse di un cambiamento, perché comunque ho trovato in lui una persona lungimirante, consapevole che non era la mia battaglia, era la battaglia del movimento, che richiedeva di uscire da una situazione che anno dopo anno si faceva sempre più aberrante, sempre più complicata, sempre meno dignitosa, proprio come il rispetto della nostra persona, prima ancora di noi calciatrici. E di conseguenza, niente, davvero, anche nel libro cito solo una parte di tutto quello che abbiamo fatto, perché è come dire un foglio bianco e dopo invece è diventato scritto fino all'ultimo spazietto di tutto quello che abbiamo realizzato, che sono state poi tutte i passaggi fondamentali per poi arrivare appunto alla grande conquista che raccontava Federica del professionismo, perché per chi non lo conoscesse e non lo sapesse, professionismo vuol dire un lavoro tutelato come un qualsiasi altro mestiere nella vita, come chi lavora in banca, chi lavora alla Coop, chi fa il professore, chi l'impiegato, quindi certezza di uno stipendio,
in caso di infortunio appunto c'hai l'INAIL e tutte le coperture assicurative, maturi contributi previdenziali, solo per farvi l'esempio, no, delle cose più importanti. Quindi è una svolta epocale oggi poter dire che le calciatrici di Serie A sono professioniste, e per vostra conoscenza è l'unico sport femminile in Italia che prevede il professionismo, quindi ahimè sullo sport femminile c'è da fare ancora tantissimo. E per raccontarvi un passaggio epocale fondamentale, nel 2015, quindi ben 7 anni prima, la Serie A femminile ha scioperato, non ha iniziato una giornata di campionato, e io e Damiano abbiamo guidato tutto quel momento. E se è stato così impattante Wembley, vi posso assicurare che anche quel periodo emotivamente è stato fortissimo, perché dal giovedì, quando abbiamo proclamato lo sciopero, che poi tecnicamente è sbagliato chiamarlo così, perché non essendo lavoratrici tu non hai neanche il diritto allo sciopero, ok? E, al sabato, quando questo si è concretizzato, sono stati 3 giorni dove io credo di aver dormito complessivamente 4 ore, ma non sto scherzando, perché il mio telefono squillava H24, perché le calciatrici erano minacciate dai club, ricattate, ed erano tutte, o comunque tante, impaurite, spaventate. E quindi naturalmente a quel punto non eravamo solo io e Damiano, eravamo io e Damiano e altre persone che ne avevano capito l'importanza di quel momento. Pertanto siamo riusciti a gestire una situazione davvero complicatissima, anche perché sapete, in Italia essere uniti non è proprio la nostra miglior caratteristica, e credo di poter dire pubblicamente che forse sono stata credibile anche per la coerenza che io ho sempre avuto, prima da calciatrice e dopo da referente delle giocatrici, perché se non sei coerente poi diventa difficile anche essere ascoltata dalle persone che ti chiedono aiuto. Quindi in questo senso, su questo io sono molto pretenziosa, e vedo che magari forse, ecco, quello lì è stato determinante, ci ha portato al professionismo. Oggi viviamo una situazione ad alto livello totalmente diversa da prima e assolutamente favorevole. Mi auguro, e quindi qui un appello che lancio a tutte le giovani, mi auguro che vi rendiate conto che comunque c'è ancora tanto da costruire, c'è ancora tanto da fare, anche perché non esiste solo la Serie A, esistono anche tutte le categorie sotto, e soprattutto viviamo in un paese che non è a dimensione di donna, quindi credo che anche tra 20 anni ci saranno motivi per cui bisogna lottare, e allora voglio sperare che nessuno perda mai questa consapevolezza e abbia chiaro che invece lottare è fondamentale per poi cambiare le cose, che anche se non ti dà nulla a te, in quel momento io non giocavo più, non ho mai potuto giocare da professionista, e se uno mi chiede cosa ti è mancato nel calcio, fare una presenza da professionista, non dico neanche un campionato, una presenza da professionista, però appunto la soddisfazione di vedere che oggi tante calciatrici invece hanno questa certezza per chi già è in Serie A e questa prospettiva per chi ancora non l'ha raggiunta, per me è qualcosa di molto forte, e mi sembra insomma di aver ovviamente lasciato un segno importante, e banalmente credo anche di averla vissuta molto come una persona che vedeva in tutte le altre ragazze come se fossero le mie figlie o le mie sorelle minori, e quindi con quello spirito anche materno che contraddistingue la donna nel cercare insomma di difendere le persone e di provare insomma a conquistare le cose. Per cui di questo davvero, se mi chiedete è stato più importante il professionismo o Wembley, non nascondo che sarei veramente in difficoltà a scegliere, perché Wembley la protagonista sono stata solo io,
nel professionismo non sono io la protagonista perché non ho raccolto niente che è andato a mio vantaggio, però c'è l'orgoglio di poter dire io dal primo giorno ho lavorato per questo obiettivo e uso sempre questa metafora. C'era la locomotiva, la guidavo solo io, poi a un certo punto insieme a me l'ha cominciata a guidare Damiano Tommasi, tutti i vagoni erano vuoti e pian piano invece tutti i vagoni si sono riempiti di persone che insieme a noi hanno accompagnato questa battaglia. E allora ecco, capite che davvero è qualcosa di grande e scusate se mi dilungo, ma è importante. Mentre venivo qui oggi pomeriggio ho visto il film Se acabó, che è la storia della nazionale spagnola femminile che ha vinto il mondiale, il famoso bacio tra Rubiales ed Hermoso, quindi diciamo che ha fatto scalpore appunto per tutte le ragioni che potrete ben conoscere. E secondo me va visto, perché si parla di calcio ma si potrebbe parlare di qualsiasi altra cosa che l'impatto è il medesimo. E c'è una frase che mi è rimasta molto impresso quando Hermoso è stata premiata per questo suo diciamo presa di posizione, e lei ha detto: finalmente siamo state ascoltate, rispettate e valorizzate. Credetemi, queste 3 parole hanno una forza incredibile e ahimè poter dire la stessa cosa per una calciatrice qua in Italia, anche professionista, non lo so. Sinceramente non lo so. Io anche nel mio ruolo da commentatrice tecnica non lo posso ancora dire perché manca quello di essere valorizzata, perché Wembley è stato solo un exploit e quindi davvero c'è ancora tanta strada da fare perché finalmente ci hanno cominciato ad ascoltare. Rispettare abbastanza, tanto o meno, dipende dai contesti, valorizzati anche lì, a volte sì e tante volte no. E allora così, volevo condividere con voi questo aspetto perché da oggi pomeriggio in poi non me lo dimenticherò più. Io, se tu sei d'accordo, poi se qualcuno dal pubblico vuole fare delle domande lascerei Assolutamente. proprio... Però siccome di solito nessuno vuole mai farlo, inizio io, così intanto ci pensate. E la mia domanda è se potessi aggiungere un capitolo al libro che hai scritto dopo questi anni, da Wembley adesso, quale sarebbe il titolo e il contenuto? Me l'ero preparata, sì, cioè non mi è venuta spontanea adesso. No, allora, sono in difficoltà per 2 ragioni. Perché io non ho mai programmato nulla nella mia vita, ve lo assicuro. Ho sempre vissuto di distinto, ma adesso non ho più l'età per vivere distinto. Veramente no, ho superato i 50, quindi non ho più l'età per vivere distinto. E però l'istinto mi ha veramente guidato fino a qua e quindi, che dire, adesso sì, un sogno ce l'ho e lo condivido, tanto non si avvera, ritornare a commentare la nazionale maschile e quindi il prossimo capitolo scrivere i 2, 3, 4 anni in cui racconto la nazionale di Spalletti, perché no? Bisogna sognare in grande, no? Quindi effettivamente quello potrebbe essere il capitolo nel successivo libro da scrivere, se mai succederà. Se non dovesse succedere si vive lo stesso, perché, e questo lo dico alle ragazze, bisogna sognare in grande, perché più si sogna in grande più qualcosa si costruisce, si raggiunge, ma non si deve andare in depressione o in frustrazione se un sogno non si avvera, perché fortunatamente nella vita ci sono tanti obiettivi da raggiungere, quindi se non c'è il famoso piano A si passerà al piano B. D'altra parte si cambia anche schema di gioco durante una partita. Esattamente.
Magari tra qualche anno non mi piace più il calcio e cambio vita, perché mai dire mai. Ci crediamo poco, ma... Magari se così cominciare solo a viaggiare, non per vacanza, ma a viaggiare così e basta, non sarebbe male, insomma, visto che sono un amante dei viaggi. Quindi il prossimo sarà un libro di viaggi. Perché Ok. no? Esatto, perché no? Un po' ne ho già cominciati a fare, quindi magari potrei già cominciare a raccontarli. Abbiamo delle domande? Qualcuno? Ne abbiamo, sì. Dopo Vado io. vai tu. Mi riservo. Ciao, io ho la fortuna di essere lo zio di Lise Botkin, Ah, grande, ok? grande. Quindi lo vivo di prima persona, tutte le difficoltà e le cose che ci sono state in famiglia. Ti legavi al discorso che la donna è presa più in considerazione per l'aspetto fisico e non per l'aspetto tecnico. Però secondo me tante cose dovrebbero partire direttamente dalle ragazze, perché anche il modo che si propongono determinate ragazze nei social e tutto quanto portano comunque ad una, come si può dire, idea che è fuorviante, è sbagliata, però portano a quell'idea lì. Quindi dovrebbero partire anche dalle ragazze a fare cultura anche all'interno delle società di come si presentano a livello dei social, perché il social è sempre un'arma a doppio taglio alla fine. Quindi sì, è vero, c'è poca considerazione e ci deve essere molta di più sotto l'aspetto tecnico, ma deve partire qualcosa anche da imporre alle ragazze come si propongono nei social e tutto quanto. Non si fanno nomi perché non bisogna fare nomi, però insomma conoscendo le ragazze del calcio femminile ci sono qualcuna che porta a questo, quindi deve essere la società a dare delle regole anche comportamentali di presentazione del coso. Questo è il mio... La tua osservazione, cioè la tua riflessione, certo. Ma allora, io prima quando raccontavo questo, lo dico comunque indipendentemente dall'aspetto social, perché era ed è un difetto che ha origini anche precedenti, no? Ai social, e quindi è proprio un malcostume, ma questo non succede solo alle calciatrici, succede proprio a tutte le sportive, no? E quindi mi ricordo, non so, le unghie di Melanie Griffith quando vinceva le Olimpiadi nei 100 metri, solo per fare un esempio, eccetera. O le 3 arciere quando alle Olimpiadi vincemmo primo, secondo e terzo e le descrissero come le cicciottelle che vanno sul podio, cioè delle cose che sono inaccettabili, ok? E che esulano appunto dal rapporto social. Dopodiché concordo quello un po' che si diceva prima, se vuoi la bicicletta bisogna che la bicicletta te la meriti, altrimenti vai a piedi, no? Per usare una metafora. Io credo che appunto il nostro movimento abbia ancora tanti margini di crescita e tanti errori stia commettendo, perché appunto la mentalità ancora è una mentalità non così formata da sfruttare al massimo la situazione che si è sviluppata. Concordo con te sul discorso che le società dovrebbero essere più attente. Mi permetto però di aggiungere che io per esempio non condivido le società di Serie A del fatto che innanzitutto alcune calciatrici le trattano come se fossero la Maria Vergine, ok? E quindi se non ti chiami Gazzetta dello Sport, Sky o Rai non si possono concedere interviste, quando, e lo dico perché lo dico sempre, quindi non ho scheletri, quando invece penso che chiunque ti richiede un'intervista gli si può dedicare tempo, perché siamo ancora in quella fase in cui abbiamo bisogno di farci conoscere e qualsiasi occasione va colta al volo, dallo studente che ti fa la tesi e che quindi ha bisogno della tua intervista, all'articoletto del web che magari ha anche solo pochi follower, ma è appunto utile perché comunque parla di te. E allora questo atteggiamento che loro hanno nei confronti delle calciatrici, secondo me è un autogol pazzesco. Come un'altra cosa, e qui lo dico da chi
ogni settimana sui campi per commentare, vedere che scrivono pochissime informazioni su chi è convocata, su chi è infortunata, e ci sono società che veramente non scrivono nulla, altre che invece scrivono più di tutti, ok? Allora secondo me questo non solo è un errore perché per esempio complica il lavoro a noi, no? Che poi dopo dobbiamo darvi le informazioni e che tante volte ce le tengono nascoste anche lì sul campo quando le chiediamo. Ma io faccio un altro ragionamento. Secondo me questo è grave perché se noi pensiamo, come nel calcio maschile, che si vince perché non ti ho detto che Tizio era infortunato e vinco perché non ti ho detto prima la mia tattica di gioco, anziché capire che io per batterti so tutto di te e devo essere ancora più bravo di te, quindi devo essere più intraprendente, ragionare meglio e trovare migliori soluzioni, pur sapendo già tutto quello che tu potresti fare, secondo me noi faremo una brutta fine. Brutta fine vuol dire che diventeremo una brutta copia del calcio maschile e non abbiamo la potenzialità nella cultura italiana di emergere. Allora io credo che questo ultimo passaggio sia invece determinante, perché oggi in un mondo in cui tutti comunichiamo tutto, non è essere deboli già dire all'avversario in anticipo le cose. Secondo me è più un segno di debolezza il contrario, perché appunto io devo ingegnarmi a batterti proprio perché so tutto di te, non perché mi nascondi le cose. E questo io ogni tanto ne parlo, ma non ho occasione magari di raccontarlo. Questa sera così la tua riflessione mi ha portato a condividerlo con voi, poi magari c'è chi non è d'accordo, c'è chi lo è, però secondo me questo sembra una cosa piccola, ma invece secondo me è molto grande ed è determinante per costruire quella mentalità che ancora manca a 360 gradi, perché manca da parte di tanti, e non di tutti, ma di tanti. Buonasera Katia, sono Stefano. Volevo porti questa specie di domanda. Sono un attimo deluso dalla tua risposta per quanto riguarda il commentare la nazionale di Spalletti. Speravo che potessi magari dire vorrei commentare la nazionale di Soncin in finale magari. Beh, in finale l'abbiamo detto prima, diciamo una cosa che ti ho detto, la nazionale è tanti anni che la commento, quindi in questo senso non la trovo una novità professionalmente parlando. Poi certo, una finale sarebbe veramente una come si dice, una novità assoluta. Per certi aspetti credo che forse, pensando a quanti anni ancora farò questo mestiere, credo non per l'eterno, no? Poniamo da qui a 10 anni, forse per certi aspetti sarà più probabile che commento Spalletti che una finale dell'Italia, ma attenzione, non voglio sminuire l'Italia e non voglio neanche spegnere l'entusiasmo, ok? Assolutamente. Però siccome sono sempre una persona molto realista, come si scherzava prima, ma lo dico seriamente, se l'Italia va in finale sono anche disposta a cedere il mio posto a qualcun altro, perché veramente sarebbe qualcosa di, secondo me, di talmente inimmaginabile nel medio periodo che non ci ho pensato solo per questa ragione, capito? Perché lo vedo veramente troppo lontano come obiettivo, pur nella grande convinzione che faremo un ottimo europeo, che abbiamo intrapreso la strada giusta, quindi ci siamo lasciati alle spalle 2 anni bui, mondiale ed europeo, e quindi sono convinta che da qui in avanti ritorneremo a non solo a far divertire, ma anche a ottenere di più di quello che finora non è arrivato, e quindi credo che si possa raggiungere qualcosa di importante. Però una finale sarei felicissima di essere smentita, ma la vedo francamente troppo improbabile. È tutto registrato, quindi Sì, se ma mai infatti accadrà. io infatti, guarda, ripeto, non ho mai avuto paura di mettermi in gioco. Qualcuno qua ha anche giocato con me, è presente in sala, quindi magari lo potrà confermare, insomma. Diciamo che
La lingua non mi è mai mancata, ma neanche di andare controcorrente, insomma. Buonasera, ciao, sono Paolo. E invece volevo farti una domanda relativa più alla tua carriera da calciatrice, nel senso che abbiamo visto e vissuto il tuo massimo momento emozionale con la finale di Wembley. Invece volevo chiederti un momento particolare della tua carriera da calciatrice sul campo, quindi qualcosa che porti particolarmente nel cuore. Non è detto che sia la partita d'esordio, non è detto magari che sia una partita in particolare, ma qualcosa che ancora adesso ti fa sentire calciatrice e ti fa rivivere un momento particolare. Sai, non è facile scegliere, infatti ti ringrazio della domanda, però sì, scegliere non è semplice. Ho avuto la fortuna, sì, di vivere tante cose belle, anche tante negative, perché il record degli infortuni patiti credo che non me lo porterà mai via nessuno in carriera, ahimè, e non lo augura nessuno soprattutto. Ma guarda, vi faccio ridere soprattutto. Quando io ho esordito in Spagna e Italia, 2003, sono talmente una frana io a cantare che proprio non ce la posso fare, cioè non andrò mai a Sanremo. E per la paura di sbagliare l'inno di Mameli, io sul pullman, insieme a Silvia Tagliacarne, che era mia compagna di nazionale e di club, mi sono allenata a cantare l'inno con lei che mi aiutava, perché avevo il terrore di sbagliarlo e cioè, se fosse successo mi sarei sprofondata, perché la nazionale, perché ho avuto la fortuna di indossare quella maglia, al di là dell'orgoglio che tu provi ad averla raggiunta, ma se sei un po' nazionalista è un privilegio incredibile, è una responsabilità importante, e di conseguenza una persona come me, che comunque cercava sempre di fare le cose al massimo e fatte bene, anche se ero più giudicata per la prestazione che per l'inno, mi avrebbe infastidito sbagliarlo. E allora davvero può sembrare una barzelletta, ma è uno dei ricordi più vivi e più intensi che io ho della mia carriera, perché era un incubo, veramente un incubo. Dopo da lì poi l'ho imparato, quindi, però insomma. Abbiamo altre domande? Qualcuno? Vai. Grazie Katia. Ti chiedo cosa deve fare la federazione, la FIGC o la Lega Nazionale Dilettanti per arrivare ai livelli delle altre federazioni, Germania, Olanda, Spagna, Inghilterra, Svezia, nella gestione del calcio femminile? Ma dai, allora, questa è una serata che non vi voglio tediare. Ti dico però anche qui, io sono sempre attenta al linguaggio, no? Visto che poi stasera si parla di linguaggio. Secondo me, non solo la FIGC, ma in generale, bisogna che questo calcio sia supportato, non sopportato. È una differenza lessicale, se guardiamo le singole lettere, minima, ma sotto il profilo del significato passa un mondo. E purtroppo tanti ti danno questa risposta, che sentono di essere sopportate, non supportate. E allora ecco, da lì poi dopo si apre tutto, è uno scatto di mentalità, è veramente uno scatto di mentalità. Per quello prima, quando vi dicevo ascoltate, rispettate, valorizzate, perché è dalle piccole cose che si vede poi la differenza. E vedremo cosa succederà da qui ai prossimi anni, perché appunto noi abbiamo bisogno di continuare, no? Ad evolverci, ma questa evoluzione richiede un cambio di mentalità. Senza questo scatto poi anche le migliori intenzioni non possono andare a compimento. Quello che vi raccontavo prima a livello sindacale mio, i primi 6-7 anni, cioè, era come parlare al muro. Eppure
Le idee che hanno portato al professionismo erano le stesse del primo giorno che io sono entrata là dentro. Per chi non lo sapesse, allora la federazione dopo quello sciopero nel 2015 ha cominciato a fare tutto quel percorso virtuoso che poi ha portato a tutti i cambiamenti. Ma quel programma che ha fatto la federazione, noi calciatrici della nazionale l'avevamo scritto più o meno una decina di anni prima, già presentato più volte alle federazioni, che lo mettevano nel cassetto e non lo aprivano e non lo leggevano neanche. Quindi per certi aspetti, quando è stato il momento di dire bene qual è la progettualità, l'avevamo scritta 10 anni prima, solo che nessuno mai lo leggeva. Allora perché ti faccio questo esempio? Per dirti che anche adesso io credo che non siano tanto che mancano le idee, ma manca soprattutto la volontà di costruirle veramente queste idee. E lo si vede da tante cose, perché banalmente anche i club maschili, no? La Roma vince 2 scudetti consecutivi e taglia il budget. Cioè, c'è qualcosa che non torna. Ti hanno sempre detto che se vuoi ottenere devi vincere, vinci e poi mi tagli il budget. Cioè, allora non ne usciamo mai. Questo di fare un esempio, no? per fartene tanti. Sicuramente capisco che siamo in un paese difficile. Siamo un paese difficile, anche chi ha delle responsabilità fa fatica a costruirle nei fatti, a tradurle nei fatti, perché poi di base siamo un paese che non programma, che vive troppo alla giornata, e quando vivi alla giornata... cioè io prima ti ho detto che ho vissuto distinto, sì, la mia carriera l'ho vissuta distinto, però ho studiato, ho preso 2 lauree, a Coverciano ho fatto tutti i corsi, tutti, UEFA, match analyst, direttore sportivo, tutti, sono personal trainer, cioè ho miliardi di corsi e di certificazioni, quindi è vero che ho vissuto distinto, però è altrettanto vero che se le persone cercano me, forse perché vedono in me una persona che ha delle caratteristiche per provarci, e allora a volte invece penso che si voglia subito e tutto senza avere, come si diceva all'inizio, le competenze per riuscirci, e a volte succede che si parla di noi quando conviene e non quando invece è necessario farlo, quindi questo però è italiano come mentalità, non la vivo come un limite verso di noi, lo vedo un po' come una manchevolezza nostra di italiani, che saliamo tutti sul carro quando conviene e ci nascondiamo quando bisogna metterci la faccia. Purtroppo è un po' complicato, ecco, e non voglio insegnare niente a nessuno, mi raccomando, io anzi, forse per questo mio modo di essere ho raccolto meno di quello che probabilmente avrei potuto raccogliere, però va bene così, cioè io sono convinta di questo e ripeto, finché c'è la possibilità vado avanti, quando non ci sarà più pazienza, però mi piacerebbe che ci fosse molta più audacia e anche molto più trasparenza, invece spesso anche nel calcio femminile è arrivato un po' di quel, come si può dire, di quella parte del lato maschile che ne faremo volentieri a meno, perché è troppo finto per certi aspetti, e questa finzione a noi ci danneggia clamorosamente perché non abbiamo ancora le basi. Il calcio femminile e il calcio maschile rimane a galla perché le basi comunque sono cementate da anni e anni e anni. Basti pensare che noi siamo professionisti dal 2022, gli uomini dal 1981. Quindi non puoi in pochissimo tempo, come si dice, ridurre tutta quella differenza di anni che c'è. Ci vuole del tempo, ma proprio perché il tempo è scarso bisognerebbe accelerare come mentalità. Io la penso così. Qualcosa di più allegro? Dai, non so. Io ti porto, intanto grazie, perché davvero, cioè, ci sono decine di spunti che possono emergere da quello che ci stai raccontando. A me ha colpito
ha colpito quando giustamente hai detto dal calcio femminile alle calciatrici femminili al mondo del calcio femminile si chiede sin troppo in termini di battaglia, perché si dà, voglio dire, si colora, voglio dire, come dire, conseguenze sociali e culturali, un mondo che nella normalità a cui dovremmo aspirare dovrebbe semplicemente rispondere per le prestazioni, per quello che viene proposto in termini tecnici, una volta comprese ovviamente le caratteristiche appunto proprie e specifiche della disciplina. E questo è un passaggio importante, perché tante volte si tende a passare in termini, iperpoliticizzare ciò che accade, con il rischio poi di fare un discorso di genere alla rovescia, nel senso di caricare troppo, come dire, e quindi vedere con delle lenti comunque non consone la disciplina. E però comunque c'è un tema di responsabilità che tu hai in parte varie volte sottolineato. Abbiamo avuto ospite Vittorio Munari qui, che ci ha detto: io ho rinunciato a fare l'allenatore della nazionale di rugby perché ero consigliere federale, avevo pigliato i voti per fare il consigliere federale, se avessi accettato il ruolo da allenatore mi sarei dovuto dimettere e avrei sostanzialmente tradito chi mi aveva dato i voti per portare determinate istanze, che è un po' quello che hai fatto tu, perché nel momento in cui ci si responsabilizza, no, a rappresentare una categoria, tra l'altro parlavi del professionismo tra i maschi, anche lì voglio dire, è stata una battaglia, e in quanto a responsabilità ti chiedo, tornando a Wembley, sicuramente è una cosa di cui ti sarai resa conto, però si trattava per la prima volta di avere una voce femminile davanti a 20 milioni di spettatori? Sì, forse anche qualcosa in più, sì. In un mondo che, voglio dire, il rapporto fra calcio maschile e donna non è proprio scevro da pregiudizi, voglio dire, è un terreno scivoloso, è un terreno in cui se tu facevi una gaffe, ok, in quel momento avresti danneggiato, voglio dire, un'enorme categoria di persone. Quindi voglio dire, la responsabilità in quel momento, ok, come l'hai vissuta? Perché quando si parla di stress, quando giustamente dicevi è stato un momento topico, cioè se uno ci riflette, forse è meglio che non ci rifletta prima di andare in onda, perché sì, forse per certi aspetti no, meglio che sia arrivata all'ultimo momento, piuttosto che saperla per tempo, perché non c'è stato neanche magari troppo spazio a riflettere bene, no, su quello che stava capitando. Guarda, io ti dico questo, volutamente, no, il libro l'ho intitolato Una vita in fuorigioco, perché quello che io mi sono sempre sentita, perché in tante cose ho anticipato i tempi e quindi quando tu anticipi ti fischiano perché sei andata oltre, no? E allora la metafora del fuorigioco per me era perfetta. Vi assicuro che io, quando è arrivata quella notizia, al di là della felicità eccetera, ma io quella sera mi sentivo in gioco perché comunque ero arrivata a quella meravigliosa opportunità dopo 10 anni di gavetta, perché io sono partita dai campi della Lega Pro, poi la Serie B, e poi la Serie A, poi la Team Cup, parlo di maschile, poi tutte le nazionali giovanili, le ho fatte tutte, ok? Mancava la maggiore e la 21, ok? Quindi comunque sapevo che, ahimè, non giocavo io, ok? Quindi l'unica cosa di cui ero veramente consapevole, e lo dico con la massima serenità, meno male che hanno vinto, perché se perdevano penso che io avrei smesso immediatamente di fare quel stesso mestiere, ma non per mia scelta, per scelta d'altri, ok? Ma io proprio ne sono consapevole, per cui anche quando alla fine, grazie Mancini, grazie ragazzi, perché tra virgolette vi dico, cavoli, li devo veramente ringraziare a vita, poi non avremmo mai avuto la controprova, ok? Però io avevo questa sicurezza, ok? Quindi
una cosa che di conseguenza non dipendeva da me. E l'altro aspetto, appunto, che veramente mi sentivo, era molto più agitato Bizzotto. Ti assicuro, era molto più agitato Bizzotto. Io ero proprio serena, io fino anche, veramente, messaggi mi scrivevano sempre in continuazione. Io anche durante la partita guardavo dei messaggi, perché per chi non lo sapesse, ogni tanto in diretta conviene guardare, perché può essere di aiuto, perché magari da casa ti fanno notare un particolare, o perché magari lo stesso coordinatore non ti riesce a parlare in cuffia e allora ti deve parlare con un messaggio. Insomma, per noi è importante averlo. Però no, io nel frattempo rispondevo a chi mi scriveva: grande, dai, vai avanti così che vai bene, oppure oh, che figo, la mia amica, io sono amico di Katia, cioè, mi arrivavano messaggi così, capito? E io, non a tutti, ci mancherebbe altro, però qualche messaggio l'ho anche risposto in diretta di questo genere, proprio perché io veramente ero... cioè era come essere in una favola, no? Dici, è la mia favola, vada come vada, perché tanto non gioco io e quindi il destino non dipendeva da me. Certo, dovevo lavorare bene, chiaro, perché con la vittoria e se avessi detto delle cavolate clamorose, però ero sicura di me, no? Come quando vai a giocare una finale, magari devi calciare il rigore decisivo. Se sei sicuro, 9 volte su 10 lo segni. Se sei incerto, diventa più difficile sbagliarlo, no? Quindi ecco, in quel senso era questa la consapevolezza, e sul piano della responsabilità, sì, cioè tutto quello che faccio lo vivo sempre con grande senso di responsabilità, quindi non me lo sentivo più grande del solito, diciamo. Carlotta, che dovete sapere, stasera ho scoperto che mi ha citato nella sua tesi di laurea, quindi ho fatto una scoperta bellissima, me l'ha confidato prima e devo dire che mi ha molto gratificata. Te l'ho già detto prima, è un onore poterti intervistare, poi insomma cerco di fare la radiocronista e la telecronista, quindi insomma l'esempio da te, veramente ascoltarti è un onore. Io avrei 2 domande. Certo. Allora, la prima è, se ne è parlato tantissimo negli ultimi 10 giorni in Italia, una risposta al Corriere della Sera di Alessandro Del Piero che ha detto che in Italia si insegna più tattica che non tecnica nei settori giovanili, nelle scuole calcio, si guarda alla fisicità, non c'è più qualcuno che salta all'uomo, che fa un lancio lungo 6-20 metri, e quindi volevo chiederti cosa ne pensi, anche guardando negli anni com'è cambiata questa cosa, se sei d'accordo, perché insomma ha fatto tantissimo scalpore. E poi collegandomi alla risposta che hai dato dei social al signore, chiederti cosa ne pensi. Oscar Wilde diceva: non è importante come se ne parla, l'importante è che se ne parla, di quel video della nazionale svizzera del balletto nello spogliatoio che nel giro di 10 minuti ha fatto 30 milioni di visualizzazioni, appunto, insomma, del balletto nella nazionale svizzera, e raggiungendo anche appunto una roba mai vista, addirittura i follower di Roger Federer, e poi tutti a parlare della nazionale svizzera di calcio femminile proprio per questo video postato che insomma in un momento forse anche di critica però ha portato a parlare del movimento eccetera, quindi in una visione un po' diversa, diciamo. Cosa ne pensi? Ecco, okay. Scusate l'agitazione. Grazie mille. Che tenera. Vabbè, allora penso che quello che ha detto Del Piero lo pensiamo in tanti e lo diciamo da tanto tempo, cioè non si può non essere d'accordo, cioè obiettivamente noi siamo cresciuti col cortile, quindi si giocava tanto il gioco spontaneo, libero, il pomeriggio, eccetera. Oggi che è cambiato il modo di vivere, no? I ragazzi e le ragazze sono molto più statiche, stanno davanti al computer, al cellulare, eccetera, e quindi quello che si insegna nelle scuole calcio e nelle società è forse l'unica attività che loro fanno, quindi diventa così indispensabile. È naturale che io credo che qualsiasi discorso tattico e fisico, se non sai calciare un pallone, non sai addomesticare un pallone, non sai controllare un pallone, non ha senso. Quindi assolutamente la palla deve essere sempre al centro di ogni percorso
e ce lo dicono tutti gli allenatori, noi ragazze vogliamo imparare anche l'ultimo giorno della nostra carriera, ok? A differenza magari dei ragazzi che hanno un po' meno questo spirito, questo perché siamo fatte così di natura e poi perché appunto credo che anche da adulti, anche da giocatori miliardari super pagati, penso invece che allenare la tecnica individuale sia sempre indispensabile perché in tutti gli sport, quando hai a che fare con una palla, se smetti di esercitarti, perdi confidenza e quindi è indispensabile farlo, per cui non è solo vitale nel settore giovanile, ma secondo me lo è anche tanto a livelli alti tra gli adulti. Sul video, allora, io penso che lì abbia influito Alisha Lehmann, perché come sapete è una calciatrice che è arrivata quest'anno alla Juve, è svizzera e ha un seguito sui social clamoroso, banalmente più di Roger Federer e di tanti sportivi che sono numeri uno nella propria disciplina. Quindi è chiaro che è un numero, diciamo, drogato dal fatto che c'era la sua presenza, assolutamente sì. Dopodiché io non condivido, ma ripeto, io preferisco un profilo, diciamo, basso, che oggigiorno invece appunto la comunicazione è purché se ne parli. Per me non è questo il modo di migliorare la mentalità, di costruire, di fare al meglio le cose. Ho la consapevolezza che però siamo andati in questa direzione e a volte quando si vedono anche delle polemiche, no? In generale ti viene sempre da pensare che sia tutto costruito ad arte per avere gli hype e per far parlare di sé. Io mi auguro che durerà ancora sicuramente, ma che si possa ritornare verso una comunicazione più contenutistica e meno eclatante, meno clamorosa, perché sì, nell'immediato c'è della gente che ci guadagna anche tanto, ma così non si semina nulla e quindi a me personalmente non mi piace. Per scherzare qualcuno ogni tanto mi ha detto: ma fai finta di essere fidanzato, no? Con uno famoso, no? Così è. Cioè, sempre per scherzare, me lo dice anche il mio compagno, no? Ogni tanto così, perché appunto nella mia vita privata è una vita normalissima come tutti, per me la vita privata non deve avere a che fare con la professione e quindi così, cioè mai e poi mai farei una roba del genere, capito? Però ti assicuro che soprattutto nel primo anno post Wembley, che insomma era il mio momento di hype, qualcuno me l'ha anche suggerito, ma non riesco a fare qualcosa che non è vero come sono io, e chi ci riesce, bravo lui o lei, però secondo me non è appunto come io voglio intendere la vita, ecco, tutto qua. A te? Sono sempre Stefano. Parlavi prima del professionismo e sono ovviamente anch'io felicissimo di questa cosa, però secondo te c'è ancora qualcosa da sistemare oppure no? Perché magari ci sono ancora disparità. E l'altra domanda è: perché non si è aiutato anche le società storiche, e qui ne hai un esempio? Beh, allora, che ci sia ancora qualcosa da sistemare direi sì, abbastanza scontato, no? Nel senso che intanto professionismo non lo dobbiamo solo pensare per le tutele che ho detto prima e quindi per le calciatrici, ma lo dobbiamo pensare anche banalmente per i club, perché oggi monetizzano dai trasferimenti. Domani leggerete che Caruso passa al Bayern di Monaco la Juve l'ha lasciata andare perché monetizza, questo per farvi un esempio, ma già in questi 2 anni, voglio dire, ci sono stati dei trasferimenti, no? Quindi in questo senso, quando a volte si fa un po' di vittimismo, è sbagliato, perché il professionismo è un lavoro per tutti coloro che ci operano, allenatori, dirigenti, medici, calciatrici, eccetera, eccetera. Quindi bisogna essere consapevoli, se no a volte si pensa che abbia solo portato vantaggi alle ragazze.
e appunto significa iniziare a monetizzare per i club. Sicuramente si deve fare tanto di più sui diritti TV, assolutamente, perché oggi da noi valgono pochissimo e quindi lì per esempio va sviluppata una programmazione che oggi manca, ma manca per il ragionamento che si faceva prima, che siamo sopportate ancora, non supportate, perché anche il partner di DAZN in questi due anni è entrato per uno scambio merci. Penso che lo sappiate tutti, che lo scambio è stato il VAR, che oggi gli arbitri parlano, e allora il femminile è su DAZN, altrimenti non ci sarebbe mai finito. Quello è stato lo scambio per voi gli arbitri, bene, mi prendi le ragazze, ok? E quindi capite che se siamo ancora all'epoca del baratto, mi sembra di essere tornati storicamente un po' troppo indietro per ragionare su business e su sviluppo. E quindi ecco, questo per fare un esempio. Un altro aspetto è la comunicazione. Non è possibile che noi nel weekend vediamo le partite e poi dobbiamo aspettare il weekend successivo per scoprire cosa risuccede. Non esiste una trasmissione di approfondimento. Rai, Sky, Mediaset, non esiste. Chi scrive della carta stampata con continuità? Un po' tutto sport. Per il resto anche gli altri non scrivono. Quindi sul piano della comunicazione si deve fare tanto, perché è il discorso di prima. L'abitudine rende normalità la situazione e quindi dopo è normale che al bar si parla anche se vince la Roma o vince la Juve Women e non solo la controparte maschile. E ce ne sarebbero tante, capito, di cose da fare, però sicuramente siamo partiti, che non era scontato, che abbiamo anche cavalcato un'onda, questo sì, però era l'unico modo per stare al passo con l'evoluzione di questo sport che negli altri paesi è già nettamente più avanti, no? Ti dicevo di Caruso, il Chelsea ha appena firmato Girma, la giocatrice americana, l'ha pagata 1 milione. Caruso credo che andrà via per 200.000 euro, cioè parlo di club, questo per dirti che già qua ti fa vedere la differenza, no? Quindi per arrivare a questo appunto manca tutta quella parte da sviluppare e secondo me manca l'autonomia dentro ai club maschili della dirigenza che si occupa di femminile, perché ahimè loro si occupano di quotidianità, ma quando poi bisogna andare a decide chi sta più in alto, che il più delle volte decide decide o senza una conoscenza approfondita o perché siamo sempre al baratto, decido per lo scambio di certe cose. Quindi è quello che dicevo prima, mentalità, però ci arriveremo, nel senso che purtroppo siamo lenti e anche questo a forza di sbatterci il muso lo capiremo, perché la Roma, prima vi facevo il discorso del budget come esempio, ma anche proprio in termini organizzativi negli anni dello scudetto hanno avuto più autonomia gestionale, poi è cambiato il vertice, ci sono state altre esigenze e quindi non hanno avuto la dirigenza la stessa libertà che aveva prima, ok? E questo invece è decisivo, perché poi io posso essere gratificato o mandato a casa, no? Se ho delle responsabilità, però almeno fammela giocare a me questa partita, non che io faccia allenamento e poi la gioca qualcun altro sopra di me, sempre per usare una metafora. E quindi c'è da fare tantissimo, perché io credo che oggi il professionismo sia giusto che sia solo in Serie A, non abbiamo le basi per estenderlo, quindi io lo trovo corretto, però bisogna fare molto di più sul territorio per sviluppare i club storici, come dicevi tu, che non potranno mai avere la potenzialità economica delle grandi aziende, perché oggi i brand come Juve, Milan, Inter, Roma, Napoli, eccetera, sono aziende, non sono società, e di conseguenza io penso appunto che la prossima battaglia sia questo, sviluppare bene la base, perché altrimenti un vertice che non coltiva la base sotto
prima o poi è destinata a crollare. E quindi secondo me è indispensabile. Non ti so dire cosa stanno pensando di fare e qual è la direzione, onestamente non la conosco, però è la priorità da portare avanti. Mi dispiace che i club facciano sempre più fatica, però senza le società maschili top mai e poi mai avremmo potuto oggi parlare di questo come uno sport. Saremmo ancora a dire che siamo il brutto anatroccolo che nessuno vuole. Oggi non siamo certo la principessa, però magari siamo qualcosa di più del brutto anatroccolo che eravamo prima. Quindi per me quello, non perché ci credo, ma credo anche che sia tangibile, che è stato un passaggio indispensabile, anche perché se no mi risulta che anche gli stessi club avrebbero abbandonato la barca, perché appunto professionismo vuol dire poi anche introiti, quando si riesce a far partire la questione, e quindi era un passaggio voluto e obbligato. Poi non so se ti ho risposto o se vuoi anche aggiungere altro, insomma. Poi vi dico, io veramente starei qui fino a domattina, l'avete capito? Cioè, sono un po' un vulcano, Wonder Woman era il mio soprannome, o l'altro era, aspetta, adesso ve lo dico, Duracell, ok? Quindi, vabbè, ancora dai, passano gli anni, ma un po' di energia ce l'ho ancora, però ecco, non vi voglio tediare e soprattutto non vi voglio annoiare. No, io allora, prima di andare alla chiusura, faccio una domanda a entrambe, che in parte riguarda anche il tema delle modalità con cui comunicare il calcio femminile, perché bisogna parlare, quando si comunica bisogna capire qual è il pubblico. E allora il pubblico è uomo o donna, innanzitutto, del calcio femminile? Questa è una domanda che pongo, perché poi ovviamente anche in base a questo purtroppo certe logiche emergono. E rivolgo questa domanda a entrambe perché probabilmente insomma, Katia ha una visione ovviamente più ampia del pubblico televisivo, comunque, che segue attraverso i canali, e Federica ha il tasto di chi è parte della community, diciamo così, del calcio femminile, quindi quella punta dell'iceberg che attiva, commenta, segue, e anche qui insomma una sorta di profilo, vedo che stai facendo, ecco, esatto, e mi piacerebbe sapere insomma qualche riflessione a proposito da entrambe. Vado io? Ma come vuoi, sì. Il pubblico di Calciatrici Brutte è un pubblico tendenzialmente diviso 55,6% donne e 44,3% uomini. Fascia d'età 37,1% dai 25 ai 34 anni, seguire quelli da 18 a 24 e poi 35 e 44. Poi si va a 9% per i 45-54 e a scemare fino agli over 65, che probabilmente è mio padre. E questo per dire, i social arrivano a un pubblico, credo, più social. Non ho fatto TikTok per Calciatrici Brutte, ma solo perché io sono una boomer. Se qualcuno del pubblico vuole prestarsi ad andare in giro per l'Italia a fare video, insomma, sono ben felice di come dire, metterlo nel team o metterla. E comunque, per dire della comunicazione, se volete sapere della Serie A femminile, cioè Calciatrici Brutte è un riferimento, e abbiamo avuto anche noi il boom nel Mondiale 2019, che è stato il momento in cui è stata presa in mano da me e altre 3 ragazze la pagina creata tra l'altro da Stefano, che è nel pubblico, perché tutto è legato, tutto gira intorno a Vittorio Veneto, e là c'è stato il boom. E poi continuare a parlare di calcio femminile nei social, sono aumentate, le calciatrici interagivano di più, poi è vero che sono cambiate anche le interazioni, quello che dicevi prima su no, se parli con la Gazzetta dello Sport va bene, se parli con altri no. Quindi si vede anche nei social come multa il mondo del calcio femminile. Comunque diciamo che per quanto riguarda la pagina, che sia su Instagram che su Facebook, sono 2 pubblici diversi, e ci sono appassionati
e commentano di più delle appassionate, ma vedo che almeno in questo caso le donne sono presenti, perché certe volte sono, devo dire, più gli uomini che guardano il calcio in generale, anche quello femminile. Però diciamo che per calciatrici brutte le donne si difendono. Go girls. Ma allora io aggiungo che mi dai lo spunto pensando ai miei social che gestisco in prima persona in maniera molto amatoriale. Se non sbaglio ho il 70% di uomini che mi segue, il 30% di donne, e la fascia più che mi segue, ho una forte fascia dai 35 ai 45, ma quella dai 45 ai 55 anni è quella ancora più alta di fan che mi seguono. Si stanno incrementando quelle giovanili, tanto, rispetto anche solo a 6 mesi fa. Questo non so spiegarlo, nel senso che non è che è cambiato il mio atteggiamento sui social, forse è perché magari appunto anche i giovani cominciano a sapere che al di là che io commento ho giocato a calcio e quindi magari questo può essere una riflessione, non lo so, la butto lì perché non ci ho mai pensato. Sicuramente non mi stupisce che mi segua tanto il calcio maschile, perché in realtà sì, negli ultimi 2 stagioni adesso sto facendo solo femminile, ma io venivo da 10 anni che facevo il maschile, quindi lo trovo normale, insomma, oltre al fatto che, come si diceva, in generale il calcio lo guarda più l'uomo che la donna, a prescindere, quindi non ci si deve stupire di fronte a questo dato e non lo trovo neanche negativo. Pensando un po' al pubblico in generale, mi risulta che comunque ancora l'appassionato del calcio femminile, il profilo, è uomo di 50 anni circa, ancora. Quello è il target maggiore rispetto ad altri target, proprio ancora per eccellenza e per distacco, anche se è molto in incremento il pubblico giovanile e anche lì uomo e non donna per la ragione di prima. Una cosa che voglio aggiungere, ho notato che nelle pagine Facebook, Instagram, eccetera, che sono prettamente dedicate al calcio femminile, come Calciatrici Brutte, come il sito della FIGC e di tante altre, i commenti sono sempre commenti più costruttivi, o meglio, sono commenti in cui sono, diciamo, calati drasticamente le offese verso le ragazze, ma è aumentato l'astio tra tifosi, ok, tipico, ahimè, del calcio maschile. In quei siti invece, come può essere Sky, DAZN, Mediaset, Rai, quindi quelli che guardano il calcio a 360 gradi, se lì viene pubblicato un post di calcio femminile, ancora lì spesso le giocatrici sono bastonate. Le giocatrici è il calcio femminile, cioè che dobbiamo cambiare mestiere. Quindi anche questo, no? Vi fa capire come è un aumento il pubblico che ha scoperto il nostro valore, la nostra qualità e ci segue. Sul pubblico generico, chiamiamolo così, ancora invece il lavoro da fare è ancora tanto. Più che da fare è da conquistare. Beh, credo sia autoevidente, insomma, quello che dici. Porterei a chiusura con, innanzitutto ancora ovviamente i ringraziamenti da parte dell'amministrazione, insomma, di tutti i presenti, mi permetto. Insomma, la competenza e la, come dire, la determinazione, evidentemente, no? ti hanno segnata. E io tengo a dire una cosa, il tuo ruolo, no, in termini di commentatrice è un ruolo che può essere una porta d'accesso per molte altre, nel senso, mi spiego, tu giustamente parlavi che il linguaggio genera un'abitudine
e anche la voce genera un'abitudine, mi spiego meglio. Se fate caso, ci stavo pensando adesso, nel mondo sportivo, nel mondo del giornalismo, del commento sportivo italiano, ad esempio nella pallavolo, che è lo sport in cui come dire, la pratica femminile è maggiore, non è così frequente avere commentatrici, anche alla pallavolo femminile. C'è stato Consuelo Mangifesta, per chi se la ricorda, che ha avuto Giulia Pisani ora negli ultimi anni, però comunque, diciamo così, le partite cartello, no, hanno tendenzialmente una voce maschile. Nella pallacanestro idem. Uno sport che seguo tantissimo, il tennis, invece abbiamo le Barbara Rossi e le Elena Pero. Forse, dico forse, è perché abbiamo avuto Lea Pericoli, che ha aperto una strada e che ci ha abituati e abituate, no, a un modo di narrare che non è solo la voce, evidentemente, è anche il linguaggio, è anche una certa pacatezza, insomma tanti elementi. Anche le emozioni che riesci a trasferire, perché certo. c'è chi ci riesce meglio, chi meno, quindi anche quello è importante, soprattutto quello che arriva, perché certo. uno magari pensa di lavorare in una certa maniera, ma poi arrivi in un'altra, assolutamente. Quindi, insomma, spero, no, che sia il tuo ruolo anche quello di apripista, ecco, per legittimare e accreditare, ok, di fronte al pubblico anche generalista. Posso solo aggiungere una cosa? Pure, assolutamente. Vi racconto questo aneddoto perché quanto la voce sia importante. Il famoso europeo, quello che abbiamo visto alla finale, le prime partite, un giorno mi chiama mio fratello tutto preoccupato perché sui social mi massacravano, no? Quindi proprio non sapendo però su dove colpire, perché fortunatamente non mi hanno trovato in difetto, dicevano che avevo una voce insopportabile, ma sono arrivate offese pesantissime così. Allora insomma lui da fratello maggiore si era preoccupato per me e io gli ho detto: ma guarda, cioè, è da quando gioco a calcio che mi insultano, che mi sono sentita di ogni, che oramai, cioè, a quest'età non, cioè, sono forte, no? Ho la mia corazza, non mi interessa più che dicano quel che vogliono e va bene. Siccome nei primi anni di carriera sul calcio maschile, in realtà i primi a ostacolarmi sono stati gli stessi addetti ai lavori, perché io arrivavo allo stadio di Lega Pro, chiedevo: mi scusi, sono della RAI, devo andare in cabina commento. Mi indicavano sistematicamente la tribuna della carta stampata e poi dicevano: ma vedi, le donne devono stare a casa, le mandano allo stadio che non sanno neanche il motivo perché vengono, non capiscono proprio niente, devono stare a casa. E me lo sono sentito dire tante volte, però anche lì mi facevo scivolare e andavo avanti. Gli allenatori, a fine partita, quando gli facevi la domanda tecnica così, quelli giovani mi rispondevano, quelli diciamo con qualche capello bianco, comunque di un'altra generazione, non mi rispondevano e svicolavano proprio. Quindi tutti questi episodi, no, sommati nel tempo, sono stati un problema. E quando all'europeo, per quello che torna alla voce, mi attaccavano per la voce, cioè la mia voce era... Cioè, è questa da quando insomma mi sono sviluppata, no? Da bambina magari era un po' diversa, però quindi che o ti piace o non ti piace, non ci posso fare niente, ok? E quindi lì ho capito che in realtà è perché non sapevano veramente dove andare a parare. Quindi al di là del fatto che io ero già tranquilla, quella cosa lì mi ha dato ancora più consapevolezza e la forza di quella finale, per dire come le cose possono cambiare senza una logica. Se prendiamo riferimenti social, prima di Wembley l'80% mi insultava e il 20% mi diceva no, però non è male. Dopo la finale il 90% mi ha eletto regina del commento e solo il 10% ha continuato ad insultarmi. Quindi pensate che cavolata è poter ragionare da una parte e dall'altra in funzione di come va. Quindi
io queste cose le racconto perché è normale che se tu sei un apripista, io mi sento apripista intanto perché tutti i ruoli dentro al sindacato non c'erano, li ho costruiti. Nel commento ho commentato sempre per la prima volta dei campionati che nessuno l'ha mai fatto. Evidentemente è un po' il mio destino, però io sarei ben felice, no? Se tra qualche anno ci siano sempre più ragazze che fanno questo di commentare il calcio, perché per 2 ragioni. Uno, perché sicuramente vuol dire appunto che diventa un vero mestiere e di conseguenza appunto anch'io stessa magari ne potrò beneficiare, perché oggi nella vita faccio più lavori, non vivo solo di commento, faccio più lavori. Ricordavi l'università, poi altre cose. E in più, perché se ci saranno tante più ragazze che lo fanno, probabilmente vorrà dire che ci sarà anche più visibilità del calcio femminile e quindi più opportunità per andare in televisione, perché magari sul calcio maschile la vedo ancora complicata. Già ci sono io che sono un'eccezione, quindi è difficile, ma magari sul femminile vuol dire che c'è più visibilità e quindi c'è anche più necessità di chi lo fa. Per cui in questo senso, appunto anche questo, no? Il ruolo di apripista non me lo sono scelto, forse me lo sono così preso inconsapevolmente, però certamente se può essere utile ne sarei felicissimo. E siamo giunti alla conclusione, quindi io davvero ringrazio e insomma chiedo un applauso per Federica Botteon e per Katia Serra. Grazie ancora per la serata. Do solo delle informazioni di servizio. Abbiamo il volume in vendita, per cui il volume Una vita in fuorigioco di Katia Serra, quindi chi volesse, se non lo ha già fatto, c'è il banchetto. Noi ci vedremo venerdì 7 febbraio, avremo Carolina Morace in questa stessa aula alle ore 20:30 insieme a Tiziana Pichler, e che ci racconteranno ancora altrettanto nel dettaglio lo stato del movimento del calcio femminile in Italia, anche con una visione, diciamo così, comparativa con altri paesi. Approfitto per ringraziare i media partner, la Tenda TV e Sport nel Web, che hanno una copertura sul calcio femminile storicamente affermata, e quindi insomma da questo punto di vista ci siamo assolutamente. E appuntamento quindi alla prossima settimana. Grazie ancora a tutti, grazie ancora a tutte, in particolare alle nostre ospiti. Grazie a voi. E naturalmente se volete una dedica, una firma, sono qua, non siate timidi, insomma.